L'abbonamento al 3 in casa Nova Fete inizia a fare male. Terza sconfitta consecutiva e terzo KO con 3 reti al passivo. La squadra di Giorgia, ancora orfana di Toromani, riabbraccia il capitano Baldinini che, scherzo del destino, rientra proprio contro gli avversari con i quali aveva rimediato la lunga squalifica, vale a dire il Reno. Sfida che riporta a quel 2 giugno quando i gialloblu di casa persero la semifinale playoff che li avrebbe condotti a 1 centimetro dal sogno, poi sfumato ma successivamente conquistato. Eppure i gialloblu di casa e maglia bianca partono forte, il cross di Gasperoni è un invito a nozze per Castellani, pallone di poco alto. Dall'angolo Foschi schiaccia di testa, Pasolini a 2 passi non trova il pallone. Lo stesso Bomber si riscatterà al minuto 12 andando in gol una volta servito in profondità. Al cameraman sfugge la marcatura ma non l'esultanza per 1-0 locale. Il Reno replica con un tiro deviato in corner, ma le prove del gol portano alla trasformazione a cura di Diallo. 1-1 e tutto nuovamente in ballo. L'1-2 micidiale del Reno manda in bambola le Nova Fete. A minuto 31 cross di Innocenti, pallone che scavalca la difesa con Filippi da terra che sporca la sfera beffando Fusconi. Reno che ribalta la situazione. Nel frattempo i tifosi gialloblu intonano il ricordo di Alessandro, l'amico di tutti, scomparso prematuramente 2 mesi prima. Evaristi sul campo sente la carezza e la spinta dell'amico con i palloni che nonostante il soffio non vola in buca. Su fine di tempo il Reno recrimina un fallo di mano in area di rigore e l'arbitro ben appostato fa segno di proseguire. Nella ripresa l'asse Evaristi-Castellani con duetto d'applausi manda al tiro Pasolini, Mierocchi respinge, Baldinini non ne approfitta. Da punizione nasce un parapiglia in area di rigore, serva di gambe con Baldinini che recrimina un fallo di mano netto avvenuto in area di rigore non sanzionato dal direttore di gara. Anche in questo caso nessun intervento. Ripartenza del Reno con Frissari che si fa tutto il campo prima di cercare la soluzione personale che non porta alle aspettative create. Dall'altra parte il Neo è entrato radice a provare la via del gol, ma l'attaccante fa tutto bene, meno il tiro finale. C'è ancora il tempo per vedere un colpo di testa di Pasolini e il numero d'applauso di De Rose che semina gli avversari come birilli prima di raccogliere gli applausi dei compagni del pubblico presente a Casale Urbini. 1-3 finale, Nova Fete che mette in preventivo qualche ceffone di troppo che sarà utile in futuro per trovare equilibrio e stabilità in una serie mai frequentata prima, a cui bisognerà ancora prendere le misure. Spazio e tempo per scrivere una nuova pagina.